dall'antica casa dei cronici ad una moderna struttura per offrire cura e servizi di assistenza ad anziani e non solo. Dopo quasi 120 anni di storia, la residenza Giuseppe Menegazzi di Treviso ha completato il suo rinnovamento. La ristrutturazione dell'edificio di San Giuseppe si è conclusa a fine agosto dopo 1122 giorni di lavoro. Le prime demolizioni erano partite nel luglio 2014 e un investimento di 10.815.000 euro. Ora l'inaugurazione è ufficiale. Luigi Caldato, presidente dell'ISRA, l'ente che gestisce gli istituti di ricovero trevigiani, pone però l'accento sull'opera del personale e dei volontari che hanno permesso di effettuare la riqualificazione senza mai sospendere l'attività. Avete visto il trionfo delle persone, amici, collaboratori, tutta gente che veramente, come ho detto nel discorso, ha messo il cuore oltre l'ostacolo. Una grande soddisfazione personale, ma soprattutto per loro, perché qui si è visto la laboriosità dei veneti, il cuore, la passione che abbiamo per il lavoro. In un parterre ricco di esponenti delle istituzioni, della politica e della società locale, per il taglio del nastro è arrivato anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Questo è l'emblema dell'efficienza veneta, del fatto di abbandonare il vecchio dogma della casa di riposo, della casa di ricovero e passare appunto a delle residenze che siano una continuità rispetto a quello che accadeva nelle famiglie naturali. Penso che l'investimento che si è fatto qui e l'aiuto della Regione oggi prenda corpo e sia anche un modello da ripetere. La persona da mettere al centro, soprattutto la persona fragile. Sì, la persona al centro, ma non basta dirlo, bisogna anche farlo. Qui abbiamo la dimostrazione che la persona si può mettere al centro. Quindi il mio applauso a chi conduce per bene, gestisce per bene questa realtà, ma in particolar modo a tutti gli operatori e volontari che partecipano quotidianamente a questa sfida. Il Menegazzi ospita 244 persone suddivise in 11 nuclei residenziali, oltre ad una sezione per le dimissioni ospedaliere da 10 letti e un centro diurno per soggetti con demenza da 12 posti. Una struttura fondamentale per la comunità trevigiana, come ha ricordato il sindaco Giovanni Manildo. Un momento di festa perché il restauro è un restauro magnifico per l'ISRA e il Menegazzi, che sono veramente una ricchezza della nostra città, persone volontari, persone che lavorano con passione per i nostri anziani, quindi è una ricchezza fantastica. Il restauro riconsegna alla città anche la villa, dove ci sarà la possibilità di fare altre iniziative importanti, quindi è un momento di assoluta gioia e festa. Il restauro ha consentito di recuperare anche Villa Lancenigo Zucchelli, aprendo il piccolo parco e la chiesetta al pubblico. Primo nucleo della vecchia casa di ricovero, poi rimasta inserita nel complesso, diventerà un centro per l'innovazione in campo sociale e l'accesso ai programmi europei in materia, ma l'obiettivo dell'ISRA è quello di proiettarsi al di fuori delle residenze a partire dal progetto per creare una quarantina di mini appartamenti per anziani autosufficienti all'ex istituto Umberto I in Piazza del Grano. Ancora Luigi Caldato. Odio le mura e quindi la mia proiezione è stata fin dall'inizio di guardarci attorno. Un grande intervento sulla residenza esterna, residenzialità, quindi visitare chi ha bisogno a casa prima di portarlo dentro le mura. Lo stadio delle mura è l'ultimo stadio per una persona. Finché possiamo curarlo a casa, essergli vicino, lo faremo sempre a casa. Assistenza domiciliare, l'Alzheimer, la rete demenza. Noi facciamo 750 visite all'anno solo per l'Alzheimer, altre 350 le abbiamo adesso con l'assistenza domiciliare, quindi circa 1100 visite sulle famiglie, perché sapete che non è il problema tanto del paziente, ma è il problema della famiglia, il problema lo subisce la famiglia. Avete anche un grande progetto per gli anziani autosufficienti. Assolutamente sì, qui avrei bisogno di aprire una pagina di una mezza giornata, perché è un progetto straordinario che ho voluto il giorno dopo che mi sono installato a fare il presidente dell'ISRA. Ho detto: abbiamo un sito straordinario di una bellezza unica in centro città, dobbiamo usarlo assolutamente per i nostri cittadini, per coloro che ne hanno bisogno. Sono gente depressa, pieni di paura a casa perché non sono sicuri, hanno il problema della gestione delle case che non sono più in grado di fare. Gli daremo assistenza, gli daremo serenità in un appartamento autogestito, quindi
con la massima autonomia all'interno della rete città, dove offriamo, oltre ai servizi della rete città, i servizi dell'ISRA. Quindi il massimo, credo sia veramente un'operazione, tra l'altro in centro di città, unica in Italia.